tutte, buongiorno a tutti, cari amici e cari amiche della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. Siamo di nuovo qui sulla piattaforma e canale YouTube della Biblioteca per presentare un nuovo libro. Quest'oggi ci accompagnerà in un viaggio attraverso la storia per arrivare fino all'anno 802 d.C. e precisamente ad Aquisgrana il professor Giuseppe Albertoni, docente presso l'Università degli Studi di Trento di storia medievale. Il professor Giuseppe Albertoni ha da poco pubblicato un libro intitolato L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore. Narra la storia e soprattutto indaga i rapporti diplomatici fra due rappresentanti del potere di allora, Carlo Magno, appunto, l'imperatore, e un califfo che fa un dono particolare, altamente simbolico, all'imperatore Carlo Magno, e questo rapporto, questa azione diplomatica in tempi lontani dalla nostra quotidianità, dalla nostra concezione, ecco, di quelli che possono essere i rapporti diplomatici, e in un disegno, in una geopolitica completamente diversa rispetto a quella a cui noi siamo abituati, viene indagato da un punto di vista storico e ci viene svelato nella sua ampia gamma di significati e di importanza. Non voglio raccontarvi oltre, lascio subito la parola al nostro ospite, che ricordo è il professor Giuseppe Albertoni, che insegna storia medievale presso l'Università di Trento, autore di numerosissimi libri, sempre nell'ambito storico, che ricordo anche in particolare è stato lo studioso che ha indagato le figure del principe vescovo di Bressanone e di Trento, quindi si muove nell'ambito della storia medievale, e speriamo veramente di poterlo avere qui con noi in primavera, quando le condizioni, si spera, ci lasceranno riprendere anche le nostre attività in presenza. Ecco, speriamo di averlo con noi per altre serate dedicate alla storia medievale presso il Trevi Lab qui a Bolzano. Ma nel frattempo vi auguro una buona visione con il nostro nuovo documentario e un arrivederci a presto. Buongiorno, vorrei ringraziare in primo luogo la dottoressa Trevisan e il personale della biblioteca Claudio Augusta per avermi ospitato, sia pur virtualmente, per la presentazione del mio ultimo libro dedicato all'elefante di Carlo Magno. Per rendere più agevole la mia presentazione, ho pensato che possa essere utile proiettare alcune immagini tramite un PowerPoint, e quindi ora condividerò il mio schermo con quanti di voi avranno interesse a seguire questa presentazione. Il libro si intitola L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore, e nel titolo e nel sottotitolo ci sono, possiamo dire, i due temi principali che vengono sviluppati all'interno di questo breve volume. Da un lato vi è l'episodio dell'arrivo presso la corte di Carlo Magno di un elefante, un episodio unico che aveva avuto, come vedremo presto, dei precedenti nella tradizione antica. Una tradizione antica che venne rinnovata da Carlo Magno nel contesto, come vedremo non casuale, della incoronazione imperiale avvenuta, come noto, il 25 di dicembre dell'anno 800. Nel sottotitolo richiamo un aspetto spesso lasciato a margine da parte degli storici, degli studiosi che hanno affrontato questa strana e curiosa questione relativa all'arrivo di un elefante presso la corte di Carlo Magno, e cioè il fatto che l'arrivo dell'elefante non sia stato casuale, ma sia stato frutto di un preciso desiderio dell'imperatore. Tutto ciò ci viene illustrato per la prima volta da Eginardo. Eginardo fu il primo biografo di Carlo Magno.
era stato uno dei suoi principali collaboratori e circa un quindicennio dalla morte di Carlo Magno, che era avvenuta nel gennaio dell'814 e quindi intorno all'828 o l'830, egli compose la prima biografia del primo imperatore Franco. E è proprio all'interno di un capitolo di questa importante biografia che Eginardo ci racconta l'episodio dell'arrivo dell'elefante presso la corte di Carlo Magno. Lo fa con pochissime parole, ma come vedremo, con delle parole significative. Può essere utile allora leggere assieme un breve brano in cui tutto ciò viene riportato da Eginardo, in modo tale da poter avere degli elementi comuni su cui poi sviluppare il nostro discorso, le nostre riflessioni. Scrisse infatti Eginardo: la sua amicizia e intesa con Harun, re dei Persiani, padrone di tutto l'Oriente esclusa l'India, fu così stretta che quel re privilegiava il favore verso di lui all'amicizia di tutti i sovrani e i principi della terra, e riteneva di dover gratificare lui soltanto con l'onore della sua munificenza. Così, quando gli ambasciatori che aveva mandato con ricchi doni al Santissimo Sepolcro e al luogo della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo giunsero da Harun e gli comunicarono la volontà del proprio sovrano, non solo questi accordò loro quanto chiedevano, ma concesse anche quel luogo santo e scusate, anche che quel luogo santo e salvifico fosse posto sotto la sua autorità. Quando gli ambasciatori di Carlo rientrarono, li fece accompagnare dai propri legati, inviandogli magnifici doni tra vesti, spezie e altri prodotti delle terre d'Oriente. E poi, ecco un inciso per noi importantissimo, pochi anni prima gli aveva spedito, dietro sua richiesta, anche un elefante, l'unico che in quel momento aveva. Vediamo dunque che l'arrivo dell'elefante viene inserito da Eginardo in un contesto preciso, e cioè il contesto dei rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid. Harun al-Rashid era il califfo, era colui che era capo del grande, possiamo dire, califfato, ciò che molto spesso nella storiografia occidentale viene definito come impero abbaside. E il califfo, come avete visto nel brano di Eginardo, viene definito però come re dei Persiani, e ciò si spiega facilmente. Eginardo, parlando dei rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid, li modellò a partire dalla tradizione antica, così come spesso accadeva nella storiografia del tempo. E dunque egli trasformò, diciamo così, Harun al-Rashid in re dei Persiani, richiamando la tradizione dell'antico impero persiano e non dedicando invece una particolare attenzione all'effettivo ruolo politico e religioso di Harun al-Rashid. Benché Eginardo abbia quindi dipinto, potremmo dire, con colori antichi i rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid, per noi è molto importante ricordare che questi rapporti vi furono effettivamente e che sono testimoniati naturalmente anche da altre fonti. Ma prima di vedere questo aspetto, ricordiamoci qual era il contesto geopolitico nel quale questi rapporti vennero a svilupparsi. Siamo in un contesto che potremmo definire come un contesto quadripolare. Da un lato, infatti, noi abbiamo i territori conquistati dai Franchi, da Carlo Magno, che proprio negli anni appunto dell'arrivo dell'elefante, di cui parleremo tra brevissimo, vennero a costituire il nuovo impero carolingio, che dal punto di vista di Carlo Magno era una, possiamo dire,
un rinnovamento della tradizione dell'impero romano. In realtà un impero romano c'era già, ed era quello che noi definiamo come impero bizantino. Ricordiamoci, quando cadde l'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Oriente rimase in vita. E anche in questo caso la tradizione, la memoria antica, la memoria della lunga tradizione imperiale romana rimase sempre presente. E a loro volta gli imperatori bizantini si autorappresentavano come imperatori romani. Siamo in una fase in cui, proprio a causa anche dell'acquisizione di da parte di Carlo Magno del titolo di imperatore, i rapporti tra il nuovo impero carolingio e l'impero bizantino erano rapporti molto tesi. Anche perché, non dimentichiamolo, alla guida dell'impero bizantino in questi difficili anni vi era una donna, Irene, che dopo essere rimasta vedova per lungo tempo aveva esercitato la carica di imperatore come tutrice del figlio, ma quando il figlio raggiunse la maggiore età e avrebbe dunque potuto guidare lui stesso l'impero bizantino, lo emarginò brutalmente, accecandolo e causandone indirettamente la morte. Quindi due poli principali, diciamo, dell'Europa del tempo erano costituiti da quello che noi definiamo come impero carolingio e da quello che noi definiamo come impero bizantino. Vi era poi un altro importante polo all'interno del contesto geopolitico euro-mediterraneo, che era costituito dal grande califfato abbaside. È il grande califfato abbaside che, come vedete, si estendeva dai territori dell'odierno Iran, Iraq, per tutta la costa africana, comprendendo appunto tutti gli attuali stati del Nord Africa. La parte più occidentale dei territori africani era parzialmente indipendente sotto un emirato guidato da una dinastia, la dinastia degli Aglabidi, che però era in stretto rapporto con i califfi abbasidi, e in questo caso con Harun al-Rashid. Vi era poi un quarto polo di cui molto spesso non si tiene conto, e cioè l'Emirato di Cordova. Alla guida dell'Emirato di Cordova, verso la metà del secolo VIII, si era posta, possiamo dire, un gruppo ostile ai califfi abbasidi, che proprio alla metà del secolo VIII avevano preso la guida del califfato. E gli Omayyadi, possiamo dire il gruppo familiare che in precedenza aveva trasmesso al proprio interno il titolo califale, riuscì a prendere la guida dell'Emirato di Cordova. E quindi non dobbiamo mai dimenticare che in questa fase storica il mondo islamico è diviso in due grandi entità politiche, una maggiore, il califfato abbaside, una minore ma molto importante sul palcoscenico europeo, e cioè l'Emirato di Cordova. In questo contesto Carlo Magno cercò di stabilire dei rapporti amicali, come abbiamo visto nelle pagine di Eginardo, con il califfo di abbaside, Harun al-Rashid, che risiedeva a Baghdad. Ed è in questo contesto che furono avviati dei rapporti e delle ambascerie tra i due, anche perché vi era da risolvere la questione della tutela dei cristiani che si trovavano a Gerusalemme e nei territori circostanti appunto a Gerusalemme stessa. In questo contesto Carlo Magno chiese a Harun al-Rashid un elefante. Siamo in un contesto in cui molto spesso i sovrani cercavano di dialogare fra di loro anche attraverso lo scambio di doni, come ci ricordò lo stesso Eginardo. Ma in questo caso non è un vero e proprio dono, non è un vero e proprio dono diplomatico come lo erano tanti altri che erano stati trasmessi tra Carlo Magno e Harun al-Rashid. Si trattava di un dono richiesto.
Cercheremo di chiarire tra breve il perché Carlo Magno volesse avere assolutamente un elefante. Prima cerchiamo di ricostruire un poco il viaggio che fu fatto dai suoi emissari per ottenere questo elefante. La principale fonte da cui noi possiamo trarre delle informazioni a tale proposito sono gli Annales Regni Francorum, e cioè un testo storico su base analistica, quindi che procede anno per anno, che fu scritto da autori anonimi in ambienti molto vicini a Carlo Magno. Quindi quest'opera può essere considerata come una vera e propria rappresentazione della storia al tempo contemporanea, secondo, possiamo dire, la volontà di Carlo Magno e degli intellettuali che lo coadiuvavano. Gli Annali Regni Francorum, come un po' tutte le fonti storiche di questa fase, sono molto sintetici, poco descrittivi, purtroppo. Quindi fanno dei cenni piuttosto brevi al viaggio degli inviati di Carlo Magno a Baghdad. D'altra parte non dobbiamo meravigliarci, perché fanno cenni molto brevi anche a tanti altri episodi che noi riteniamo estremamente importanti. E se noi sommiamo le righe che negli Annales Regni Francorum sono dedicate all'elefante che Carlo Magno richiese, vedremo che sono superiori rispetto alle righe dedicate ai suoi figli o anche alle sue mogli. Quindi in ogni caso sono poche righe, ma significative. E per noi è molto difficile, appunto, a partire da questi pochi frammenti e qualche elemento che possiamo trarre da qualche altra fonte, cercare di ricostruire in maniera precisa l'itinerario. Noi sappiamo che Carlo Magno inviò 3 inviati da Harun al-Rashid per chiedere l'elefante. E lo sappiamo appunto dagli Annales Regni Francorum e da un'altra fonte molto importante, una fonte agiografica, i Miracoli di San Genesio, in cui troviamo un appunto per noi estremamente rilevante. Si dice che degli inviati mandati dal conte di Treviso a Gerusalemme per procurarsi delle reliquie, cosa molto frequente al tempo, incontrarono in un porto che probabilmente si trovava presso l'odierna Venezia o vicino ad essa, gli inviati di Carlo Magno, e con questi fecero il viaggio fino a Gerusalemme. Quindi noi possiamo immaginare che, partiti da Aquisgrana, i 3 inviati di Carlo Magno siano arrivati presso l'odierna Venezia, da qui abbiano preso una nave insieme ad altri, tra cui appunto anche gli inviati del conte di Treviso, e abbiano fatto un viaggio molto probabilmente lungo le coste diciamo, della odierna Croazia, Dalmazia, per giungere, forse dopo aver fatto una tappa a Costantinopoli, ma non lo sappiamo, a Gerusalemme. Qui il gruppo poi si sciolse e gli inviati di Carlo Magno andarono a Baghdad. Noi non sappiamo che cosa accadde a Baghdad, le nostre fonti non ce lo dicono. Noi sappiamo che negli Annales Regni Francorum il nostro elefante, diciamo così, compare quando si racconta del ritorno di Carlo Magno ad Aquisgrana dopo essere stato incoronato imperatore a Roma, come abbiamo ricordato già più volte, il 25 dicembre dell'anno 800. Dopo questa incoronazione, Carlo Magno rimase a Roma fino alla Pasqua successiva. Dopodiché si mise in viaggio. Fece la prima tappa a Spoleto, dove ebbe la sfortuna di vivere l'esperienza di un forte terremoto, che però non portò particolari danni al nuovo imperatore e al suo seguito. Carlo Magno procedette fino a Ravenna, da Ravenna cercò di raggiungere Pavia, che era la capitale, possiamo dire, quello che era stato il regno longobardo, che ora era il regno, possiamo dire, tra virgolette, d'Italia, guidato dai Franchi,
e poi da Pavia cercò di raggiungere il Gran San Bernardo andando verso Vercelli di Ivrea. Proprio lungo il viaggio, questa ultima parte del suo viaggio in Italia, venne raggiunto da dei messaggeri che gli dissero che stava arrivando l'elefante. In realtà l'elefante, quando gli arrivarono e gli arrivò questa comunicazione, si trovava nell'odierna Tunisia. I messaggeri gli dissero che però stavano arrivando degli ambasciatori di Harun al-Rashid che gli avrebbero spiegato, diciamo, che cosa stava accadendo e che gli avrebbero richiesto di organizzare lui la attraversata marina che avrebbe dovuto poi permettere all'elefante di giungere in Europa. Noi non sappiamo che percorso avesse fatto l'elefante per giungere nell'odierna Tunisia. Molto probabilmente fece il percorso che potete vedere in questa cartina, che seguiva alcune delle principali vie carovaniere e anche antiche vie romane ancora presenti tra Asia ed Africa. Certo, dobbiamo immaginare che l'elefante era accompagnato da un gruppo nutrito, perché naturalmente anche l'accudimento dell'elefante non è di certo un'opera semplice. Giunto in Tunisia, quindi, era necessario organizzare il trasporto. Anche in questo caso, purtroppo, le nostre fonti non ci danno delle informazioni molto precise. Noi sappiamo però che Carlo Magno organizzò il tutto tramite un suo uomo di fiducia e all'inizio dell'autunno dell'anno 801 l'elefante sbarcò a Porto Venere. Naturalmente l'operazione di trasporto dovette essere estremamente complessa, ma purtroppo le nostre fonti non ci dicono nulla di preciso su di essa. Giunto a Porto Venere, l'elefante con il suo seguito fu portato fino a Vercelli, ma ormai era autunno inoltrato, le Alpi erano già innevate, non era possibile organizzare un passaggio del Gran San Bernardo. Dovettero quindi aspettare fino alla primavera successiva, quando coloro che accompagnavano l'elefante poterono riavviarsi con il pachiderma, superare, potete immaginare anche con che difficoltà, il Gran San Bernardo, e poi lungo uno o l'altra di queste due vie, che sono quelle che maggiormente erano frequentate per arrivare ad Aquisgrana, giunsero alla corte di Carlo Magno, dove gli fu portato l'elefante. L'elefante che aveva un nome che gli era stato dato da Harun al-Rashid, Abul Abbas, un nome che fu mantenuto da Carlo Magno stesso. Si discute molto sul significato di questo nome. La ipotesi più probabile è che questo nome rimandasse al nome del capostipite della dinastia di Harun al-Rashid e fosse quindi anche una testimonianza dei rapporti persistenti ancora tra Carlo Magno e il califfo di Baghdad. L'elefante rimase ad Aquisgrana per 8 anni. Noi sappiamo che morì nell'anno 810. Su questo aspetto torneremo tra breve in chiusura di questa mia presentazione. È importante ricordare un aspetto, e cioè chiamare il protagonista del viaggio dell'elefante. Carlo Magno infatti aveva inviato 3 messaggeri da Harun al-Rashid, e uno solo di essi ritornò, ed era l'ebreo Isacco. È molto importante tenere presente che quindi Carlo Magno diede questo importante e rilevante incarico all'ebreo Isacco, che
che sicuramente in questa fase fungeva, oggi potremmo dire, da mediatore culturale, probabilmente conosceva l'arabo ed era quindi in grado di gestire tutto questo complicato viaggio del pachiderma da Baghdad fino ad Aquisgrana. Purtroppo negli Annali Serenni Francorum abbiamo il nome di Isacco e quasi null'altro. E di lui e anche degli altri due inviati che morirono durante il viaggio non abbiamo altre indicazioni. Secondo l'interpretazione, scusate, di alcuni studiosi, la sua memoria però permase e addirittura sarebbe stato rappresentato in questo Atlante del secolo XIV, in cui vediamo proprio, facendo riferimento all'Asia, un ebreo che guida un elefante. Noi non sappiamo se effettivamente questo ebreo qui ritratto fosse o meno l'ebreo Isacco con Abul Abbas. Penso che sia piuttosto improbabile, anche perché nel testo che accompagna le immagini di questo Atlante nulla viene detto in proposito, però ecco, è in ogni caso suggestiva, ecco, questa immagine che ci può un po' rievocare quello che fu il ruolo molto importante dell'ebreo Isacco in questo contesto, un ruolo che ci testimonia anche la presenza di una rete di rapporti tra Occidente e Oriente molto più articolata rispetto a quanto un tempo creduto, e ci testimonia anche il ruolo che in questa rete ebbero numerosi mercanti ebrei che avevano anche un accesso, come nel caso di Isacco, alla corte di Carlo Magno e che potevano essere anche un uomo di fiducia dell'imperatore Franco. Ma ora cerchiamo di porci un'altra domanda, così come ho cercato di fare anche all'interno del mio libro, e cioè cerchiamo di capire perché Carlo Magno desiderò un elefante. Una risposta la possiamo trarre soprattutto se noi facciamo riferimento al contesto dell'incoronazione imperiale. Noi sappiamo che la spedizione inviata a Baghdad partì verso il 797 e, come abbiamo visto, tornò nell'801 per poi raggiungere Aquisgrana nell'802, nell'estate dell'802. Siamo dunque nel contesto della incoronazione imperiale e siamo in un contesto nel quale gli intellettuali che affiancarono Carlo Magno richiamarono molti elementi della tradizione imperiale romana che cercarono di rinnovare nel nuovo contesto costituito dall'affermazione di Carlo Magno. Io penso che anche il desiderio dell'elefante sia da ricondurre a questo particolare contesto. Naturalmente noi non abbiamo nessuna definizione esplicita nelle nostre fonti del perché Carlo Magno avesse voluto avere un elefante alla propria corte. Noi sappiamo però che gli elefanti avevano avuto un ruolo molto importante nell'immaginario, definiamolo così, della regalità sin dall'età antica. Un primo elemento di questo tipo lo troviamo già in Aristotele, che propose una rappresentazione dell'elefante destinata ad avere un grande seguito successivamente. Aristotele definisce in uno dei suoi trattati dedicati agli animali l'elefante come l'animale più intelligente e più sensibile. Sarebbe stato l'animale che maggiormente si sarebbe avvicinato all'uomo. E questa sua intelligenza e questa sua sensibilità sarebbe stata testimoniata dal fatto che sarebbe stato l'unico animale a inginocchiarsi di fronte ai re, non perché comandato, ma perché avrebbe capito da solo la importanza di questo gesto.
Quindi l'elefante come animale che si inginocchia davanti al re, e come animale più vicino all'uomo, possiamo dire testimoniato in vari testi che da Aristotele in poi svilupparono queste tematiche. Il rapporto tra elefante e re non era presente solo all'interno della tradizione occidentale, ma era presente e anche forse più fortemente all'interno della tradizione orientale, in particolare nella tradizione indiana, dove oltretutto vi era un largo uso in ambito militare degli elefanti, sui quali venivano messe una sorta di torre in cui poi svolgevano un ruolo importante dei combattenti che lanciavano frecce, lance, eccetera. E il ruolo militare dell'elefante fu conosciuto dagli europei, diciamo, soprattutto in seguito alle campagne militari di Alessandro Magno, che poi a sua volta introdusse all'interno del suo esercito l'uso degli elefanti da guerra. E in ciò poi imitato da altri sovrani. Dunque, nella tradizione greco-romana vi era una forte enfasi nei confronti dell'elefante, una forte enfasi che poi noi ritroviamo anche nel Principato, in quella che noi definiamo l'età imperiale e romana, quando molto spesso noi vediamo la presenza di scambi di doni tra imperatori romani e altri imperatori persiani, e all'interno di questi doni noi vediamo svolgere un ruolo molto importante da parte degli elefanti. Quindi la tradizione dell'elefante come animale, diciamo così, regio e come simbolo di una regalità imperiale era ampiamente presente nella tradizione tardo-antica. La domanda che io mi sono posto, che noi ci possiamo porre, è quanto questa tradizione fosse conosciuta dagli intellettuali che gravitavano attorno a Carlo Magno e quanto fosse conosciuta da Carlo Magno stesso. E attraverso lo studio che è stato fatto negli ultimi anni da vari autori e studiosi e della trasmissione di testi tardoantichi in età carolingia, noi sappiamo con certezza che gli intellettuali o coloro che composero alcune opere dell'età di Carlo Magno, per esempio anche gli autori anonimi degli Annales Regni Francorum, conoscevano opere che avevano trasmesso la storia dell'antichità all'età alto medievale. Tra di esse molto importante era un epitome, cioè una sorta di riassunto dei libri Aburbe Condita di Tito Livio, fatta da Anneo Floro, in cui troviamo il racconto di elefanti inviati ad Augusto, che avrebbe potuto sicuramente essere un esempio per la narrazione che abbiamo ricordato poc'anzi. Infatti, l'Epitome di Floro è uno dei testi che viene usato dagli autori degli Annales Regni Francorum. E un altro testo che viene usato anche da Eginardo, per esempio, è costituito dalla Historia Augusta, in particolare per quello che riguardava la vita dell'imperatore Adriano. Dunque, la tradizione imperiale romana, il ruolo giocato in questa tradizione imperiale dall'elefante era ben conosciuta dagli intellettuali che gravitavano attorno a Carlo Magno. E la mia ipotesi è che siano stati costoro a trasmettere, possiamo dire, a Carlo Magno il desiderio di avere un elefante, cioè per completare la simbologia imperiale che era stata messa in atto con l'incoronazione del giorno di Natale dell'anno 800, cos'era meglio? Cosa c'era di meglio che avere anche un elefante, il primo grande nuovo imperatore ad avere accanto a sé un elefante? Ecco, questa è la mia ipotesi. Io ritengo invece che in questo contesto abbia giocato un ruolo più marginale la tradizione della zoologia cristiana, in cui l'elefante è rappresentato come un elefante ambivalente, da un lato come
possiamo dire, ehm, è così, emblema del peccatore e in questo senso anche come figura che avrebbe rappresentato simbolicamente Adamo, dall'altro lato anche come figura cristologica. Si tratta di una rappresentazione piuttosto complessa che in questo momento non posso riassumere, anche visto il tempo a nostra disposizione, ma che era sicuramente conosciuta nell'età di Carlo Magno, che io ritengo abbia giocato un ruolo inferiore nella volontà di richiesta di Carlo Magno, proprio perché l'elefante da questo punto di vista non aveva quell'importanza centrale che aveva invece nella tradizione romana e greco-romana che abbiamo richiamato prima. Cosa sappiamo noi della presenza dell'elefante presso la corte di Carlo Magno? Purtroppo anche in questo caso non abbiamo quasi nessuna indicazione nelle nostre fonti. Noi abbiamo una testimonianza diretta da parte di uno studioso, di un intellettuale carolingio, che per un certo periodo gravitò attorno alla corte di Carlo Magno, soprattutto negli ultimi anni di vita dell'imperatore Franco. E si tratta del monaco irlandese Dicuil, che scrisse un trattato dedicato alla misura della terra. Era un trattato nel quale egli cercò di affrontare il tema della descrizione dell'orbe terracqueo a partire dalla tradizione antica, mettendo a confronto fra di loro tradizioni precedenti. In questo contesto egli molto spesso inserì, là dove poteva, anche dei dati tratti dall'esperienza diretta. E lo fece anche a proposito degli elefanti. Parlando degli elefanti in India, egli rievocò un antico dibattito che è già adombrato in Aristotele, cioè se gli elefanti avessero o meno le ginocchia. Dico gli rispose, sì, certo che le avevano le ginocchia, perché io l'ho visto, come hanno visto in tanti, durante l'età di Carlo Magno, perché e quindi l'elefante di Carlo Magno, il nostro Abu Labas, era esposto probabilmente in una sorta di riserva che si trovava vicino al palazzo imperiale di Aquisgrana. Era forse all'interno di una grande riserva di caccia dove venivano tenuti anche animali esotici. E forse è stato proposto da alcuni studiosi anche con l'intento di riprodurre una sorta di paradiso terrestre nei pressi della sede del nuovo imperatore. Non sappiamo, ecco, si tratta di un'ipotesi forse un po' azzardata, però ecco, per noi è importante tenere presente che l'elefante si trovava presso il palazzo imperiale, fatto costruire da Carlo Magno ad Aquisgrana. E di lui forse abbiamo, oltre che in Dicuil, forse abbiamo una testimonianza nella miniatura di questo codice che è datato agli anni di Carlo Magno e che secondo alcuni studiosi, data la particolare precisione con cui è rappresentato questa testa di elefante, potrebbe essere una rappresentazione del nostro Abu Labas. Secondo altri studiosi, questa tavoletta d'avorio che riproduce la Vergine, oggi conservata a New York, questa tavoletta d'avorio forse sarebbe stata prodotta proprio con una delle zanne di Abu Labas, perché si tratta di una tavoletta prodotta con un avorio che risale agli inizi del secolo IX e diciamo prodotta in ambienti vicini alla corte di Carlo Magno e naturalmente da dove si poteva prendere dell'avorio in questo periodo, certo con i commerci, ma abbiamo scarsa testimonianza per questa fase di commerci di avorio e quindi c'è stato uno studioso americano che ha ipotizzato che questa tavoletta sarebbe stata fatta con una zanna di Abu Labas. Dunque, come vediamo, non sono molte le testimonianze che noi abbiamo del nostro elefanti, però è molto importante tenere presente questo particolare desiderio che
Carlo Magno ebbe, a partire dai motivi che vi ho detto, che naturalmente poi nel libro riesco a sviluppare in maniera più ampia rispetto a quanto ho potuto dire oggi. E come abbiamo ricordato prima, l'elefante Abu Labas rimase presso la corte di Carlo Magno per 8 anni. Morì nell'810, forse al seguito di una spedizione militare che Carlo Magno condusse contro i danesi. E anche in questo caso siamo di fronte a un testo degli Annales Regni Francorum un po' ambiguo, quindi non è chiarissimo se la morte sia avvenuta contestualmente alla spedizione o all'interno della spedizione stessa. Certo, non possiamo escludere che Carlo Magno portasse con sé l'elefante in spedizioni militari non troppo lontane da Aquisgrana per creare anche una sorta di spavento nei confronti degli avversari, intimorire e impressionare gli avversari. Il povero Abu Labas morì in questo periodo e si ritiene forse a causa di una epidemia che si era diffusa tra gli animali e che sappiamo aver fatto molte vittime nel mondo animale, diciamo così, di questa fase storica. Quindi abbiamo anche questo ricorrere di epidemie che, come sappiamo anche dalla nostra realtà, possono avere naturalmente delle ricadute estremamente drammatiche. E l'elefante Abu Labas venne ricordato nelle opere successive diciamo, all'età di Carlo Magno, anche se gli autori che lo richiamarono di solito ripresero il testo di Eginardo, il testo degli Annales Regni Francorum e lo rielaborarono senza apportare elementi di novità. E poi, gradatamente, la memoria di questo elefante è andata persa anche perché nel pieno Medioevo l'immagine di Carlo Magno viene reinventata, soprattutto all'interno della tradizione letteraria della Chanson de Roland, dove Carlo Magno viene rappresentato come l'imperatore cristiano che combatte contro i musulmani, interpretando in maniera, possiamo dire, noi sappiamo, errata, per esempio, episodi come la battaglia di Roncisvalle, che in questa tradizione letteraria viene rappresentata come una battaglia tra cristiani e musulmani, quando invece fu una battaglia tra cristiani, diciamo, quindi con l'esercito franco aggredito dall'esercito, diciamo, tra virgolette, basco. In questo contesto, in cui Carlo Magno veniva rappresentato come l'emblema del sovrano cristiano che nel nuovo contesto, possiamo dire anche delle crociate, si contrapponeva al mondo musulmano, naturalmente il ricordo dell'elefante era non funzionale. E quindi l'elefante di Carlo Magno non venne più citato e, possiamo dire, venne totalmente rimosso. Qui, per chiudere questa mia presentazione, vi faccio vedere questa immagine. Questa immagine è un quadro vivente, come si soleva dire al tempo, fatto all'inizio del Novecento in una manifestazione di Aquisgrana che rievocava le gesta dell'imperatore Carlo Magno. E qui vediamo rappresentata possiamo dire, l'arrivo di ambasciatori da Baghdad presso Carlo Magno. Questi ambasciatori non hanno con sé un elefante e mai fu ricordato l'elefante in manifestazioni come queste, perché non era più funzionale a una nuova rielaborazione dell'immagine di Carlo Magno. Solo in tempi recenti, in un nuovo contesto anche di maggiore interesse storiografico per quella che noi definiamo la storia globale, anche l'interesse nei confronti dell'elefante di Carlo Magno è riemerso. E spero che questa mia presentazione possa contribuire anche ad allargare, ecco, questo interesse attraverso la lettura del mio o di altri libri. E quindi vi ringrazio molto per l'attenzione
e spero di potervi incontrare con una presentazione del libro, possiamo dire, svolta di persona e non tramite un video. Arrivederci.